L'equipe che ha partecipato al parto, finito in tragedia con la morte del piccolo Domenico, è stata iscritta nel registro degli indagati. Sono in tutto 8 le persone finite al centro dell'inchiesta della Procura della Repubblica, chiamata a far luce su quanto avvenuto nei minuti successivi al parto mercoledì all'ospedale di Vittorio Veneto. Una scelta tecnica, quella della magistratura, di iscrivere i professionisti anche per consentire loro di nominare i propri consulenti che hanno partecipato all'autopsia. La mamma, impiegata 35enne, aveva raggiunto l'ospedale per il controllo già programmato mercoledì. Quando si è sottoposta all'accertamento, però, i medici hanno capito che era il caso di intervenire subito. Dopo il trasferimento in sala operatoria c'è stato quindi il parto cesareo. Appena venuto alla luce, Domenico ha accusato difficoltà respiratorie. Per alcuni interminabili minuti i medici avrebbero tentato di rianimarlo, fino a quando il suo cuore si è definitivamente fermato. Secondo quanto hanno riferito i genitori, niente nei 9 mesi precedenti aveva lasciato presagire che qualcosa potesse andare storto. Ora toccherà alla procura fare chiarezza su quegli istanti. Parallelamente, come da prassi, anche l'ULSS ha aperto un'indagine e fra 15 giorni nel fascicolo aperto dalla procura arriveranno anche i risultati dell'esame autoptico.